Buongiorno e benvenuti a questo appuntamento con l'informazione su Telefriuli. In apertura alla cronaca che ci arriva dalle porte di Udine perché è stato investito da una macchina mentre attraversava sulle strisce pedonali sulla Ponte Bana a Pasian di Prato. Grave un tredicenne che è stato sbalzato a 10 metri di distanza. Versa in gravi condizioni il tredicenne di Campoformido che ieri sera alle 19:30 è stato investito a Pasian di Prato lungo la Ponte Bana all'altezza di Via Nuova mentre attraversava sulle strisce pedonali. Era in sella alla propria bicicletta quando per causa in corso di accertamento da parte dei carabinieri di Martignacco è stato centrato da un'auto, una Kia, condotta da una donna di 58 anni. Il ragazzino è stato sbalzato ad una distanza di 10 metri rovinando pesantemente a terra. A soccorrerlo per primi, in attesa dell'arrivo dell'ambulanza, sono stati alcuni residenti, oltre l'automobilista che lo ha investito. Era immobile nonostante le profonde ferite, era vigile. I sanitari del 118 gli hanno riscontrato un trauma cranico oltre alla frattura di una gamba. È ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. La prognosi è riservata. Ultima pagina, primo bilancio di Ferragosto per la Capitaneria di Porto. Intensa l'attività di controllo sia via mare che in cielo con mezzi speciali. Intervento a Portobuso per un motoscafo con 2 persone a bordo finito in secca. Un motoscafo con una coppia a bordo e numerosi controlli in acqua e dal cielo. E questo è il bilancio del Ferragosto della Guardia Costiera del Friuli Venezia Giulia che, nell'ambito dell'operazione Mare Sicuro, ha pattugliato il braccio di mare che va da Muggia fino a Lignano per garantire la sicurezza di chi ha scelto di navigare o di restare in spiaggia per il Ferragosto. Sono stati impiegati 60 militari, 11 unità navali, 6 mezzi terrestri, un aereo di tipo Manta dotato di radar che può intercettare qualsiasi cosa a 160 miglia nautiche e un elicottero denominato Nemo. Il bilancio, al momento parziale, vede un soccorso in mare nella zona del canale di Portobuso ieri, dove un motoscafo con a bordo una coppia di cinquantenni originari della Bassa Friulana si è incagliato. Il personale della Capitaneria, contattato con il servizio di emergenza, ha messo in sicurezza la barca che sarà recuperata nei prossimi giorni e ha portato a terra le 2 persone a bordo. L'attività della Guardia Costiera coinvolge complessivamente un tratto di mare su cui gravitano 10 comuni e le autorità marittime di Trieste, Monfalcone, Grado, Portonogaro, Lignano e Marano. Particolare attenzione è stata posta sul rispetto della distanza minima da terra nella navigazione e poi ai controlli sulla documentazione anche negli stabilimenti balneari. E c'è chi ha festeggiato il Ferragosto in laguna tra divertimento in acqua e abbuffata sulle spiaggette o in barca. Non solo spiaggia e montagna per la giornata di Ferragosto, parecchi in Friuli hanno deciso di trascorrere il giorno di festa al largo, in barca, anche raggiungendo lidi isolati in laguna. Tutti in acqua per un po' di refrigerio e una nuotata rigenerante e poi organizzatissimi per il pranzo con le imbarcazioni, anche le più piccole, simili a borse di Mary Poppins. Dalle stive sono usciti gazebo, tavole, sedie, borse frigo, tende e fornelli da campeggio e addirittura griglie per non farsi mancare davvero nulla. Qui siamo ad esempio nella laguna di Marano, più o meno a metà strada tra Lignano e Grado. C'è chi ha trascorso la notte tra domenica e lunedì in mare, così da essere pronto in pole position per godersi ogni minuto del 15 agosto. Tuffi e giochi in mare, tintarella, pesca, imbarcazioni affiancate per stare in compagnia e poi intere comitive attrezzate perché il pranzo di Ferragosto in laguna non avesse nulla da invidiare a quelli organizzati in terraferma. Obiettivo raggiunto per molti che dopo una giornata di relax e divertimento hanno nuovamente riempito le stive delle loro barche per rincasare. E torniamo alla cronaca, atto vandalico alle grotte di Pradis nel comune di Clauzetto. Con scritte blasfeme ignoti hanno lordato il Cristo bronzeo in fondo all'orrido e alcune parti circostanti. Sul caso indagano i carabinieri. Atto vandalico alle grotte di Pradis nel comune di Clauzetto. Come denunciato dal sindaco Giuliano Cescuti, l'episodio è stato riscontrato ieri mattina all'apertura del sito turistico gestito dal comune per conto della parrocchia, ma sarebbe avvenuto la notte del 14 agosto al termine della prima giornata della fiesta della Balote. Ignoti hanno imbrattato il Cristo bronzeo in fondo all'orrido e l'ambiente circostante. L'atto vandalico è stato commesso con scritte di ispirazione apparentemente satanica. L'obiettivo? Violare, a detta di Cescuti, la sacralità del luogo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Castelnuovo del Friuli, che hanno effettuato i rilievi del caso acquisendo immagini, testimonianze e le riprese delle telecamere di sorveglianza che potranno risultare particolarmente utili ai fini dell'indagine.
Cambiamo nuovamente argomento. Burgo, il gruppo veneto, tra i principali produttori e distributori europei di carte geografiche e speciali, cede lo stabilimento di Duino al gruppo Mondi, quotato al London Stock Exchange. Burgo rafforza in questo modo il suo piano strategico, focalizzando le risorse sullo sviluppo di prodotti ecosostenibili in sostituzione di quelli a base fossile e sul mantenimento dell'attuale leadership sulle carte grafiche, spiega una nota. Lo stabilimento di Duino, in accordo a quanto stipulato con Mondi, continuerà la produzione di carta patinata con legno per tutto il 2023, garantendo il servizio ai clienti. Burgo Group si occuperà della commercializzazione. Il closing dell'operazione, soggetto all'avverarsi delle usuali condizioni sospensive e alle approvazioni delle autorità regolatorie, è previsto per la seconda metà dell'anno 2022. Passiamo adesso agli spettacoli. La Basilica di Aquileia ha ospitato il concerto dell'Orchestra Giovanile Filarmonici Friulani insieme ai due solisti Alessandro Beverari e Ottaviano Cristofoli. 500 gli spettatori che hanno potuto assistere al concerto seduti sui mosaici della Basilica. Si è chiusa con una prima esecuzione di un brano composto dalla friulana Maria Beatrice Orlando apposta per questa serata, il concerto dell'Orchestra Giovanile Filarmonici Friulani nella Basilica di Aquileia, per la rassegna musicale organizzata dalla Società per la Conservazione della Basilica insieme a Music System Italy della cooperativa Simularte. 500 persone ad assistere al concerto, tra le navate laterali con le panche e le stuoie al centro per coprire e proteggere i mosaici unici. Sul palco, anzi davanti all'altare, l'Orchestra Giovanile Filarmonici Friulani con due solisti d'eccezione, il clarinettista Alessandro Beverari e il trombettista Ottaviano Cristofoli, entrambi in forza orchestre molto importanti del Giappone, accompagnati dai musicisti rigorosamente under 35 dell'orchestra. Prossimo appuntamento della rassegna martedì 30 agosto nella Basilica di Santa Eufemia a Grado con il coro Voci in Volo diretto da Lucia Folladoro. E in chiusura ci occupiamo di sport, calcio, mossa a sorpresa dell'Udinese che dopo aver ceduto Molina decidere di cedere alla corte dell'Atalanta e lasciar partire anche il suo erede sulla fascia destra, Brandon Zoppì. È attesa ora l'ufficialità di un affare da una decina di milioni per i Pozzo. Il mercato dell'Udinese è decisamente in fermento. Mentre Sottil cerca di lavorare sulla difesa, unico reparto in cui gli interpreti sono stati definiti almeno numericamente, la società mette mano al centrocampo e, allettata dai 9 milioni più uno di bonus offerti dall'Atalanta, decide di lasciar partire Brandon Zoppì alla volta di Bergamo. Una decisione che spiazza un po' tutti, visto che l'ex Ren, arrivato in Friuli il 30 agosto 2021, era da un anno l'erede designato di Nahuel Molina, appena ceduto all'Atletico Madrid. Il ragazzo, 20 anni compiuti a febbraio, è un prospetto interessante e assieme a Makengo e Beto era già indicato come la plusvalenza bianconera dell'estate 2023. Invece, come per Udoge, anche nel suo caso si sono anticipati i tempi. Dopo un solo anno in bianconero con 28 presenze da 761 minuti in campionato la scorsa stagione e 2 da 210 in Coppa Italia, più una in Coppa Italia e una in campionato in questa, il francese saluta il Friuli. Una trattativa lampo di cui ieri sono arrivate conferme e in merito alla quale l'Udinese non ha rilasciato dichiarazioni, potrebbe portare all'ufficialità del trasferimento già oggi o al più tardi domani. Da Bergamo infatti fanno sapere che il giocatore è atteso a Zingonia entro mercoledì, pronto ad affrontare già domenica di nuovo, ma stavolta con la maglia della Dea, il Milan. Mentre l'Udinese, si dice, è già alla caccia del suo sostituto che contro la Salernitana sarà giocoforza il neo arrivato Festì e Bosele. Questa edizione del telegiornale termina qui, io vi ringrazio per essere stati con noi e vi do appuntamento a tra poco con gli approfondimenti di A Voi la Linea.